Buonasera a tutti, sempre dall'ufficio associazione Noi Credevamo a Banca Popolare di Vicenza, l'associazione di medio-piccoli risparmiatori più grande d'Italia. Ennesimo video, martedì 17 dicembre, ennesimo video dei risparmiatori perché? Perché a quasi un mese dalla nostra discesa a Roma, chiamati e convocati da un membro importante del governo, perché la piattaforma per i rimborsi non dà i risultati sperati, noi abbiamo dato i nostri suggerimenti per migliorare la piattaforma, visto che ha delle gravi mancanze e non corrisponde a quella che è stata la norma scritta dal governo. Noi abbiamo dato i nostri suggerimenti che a distanza di un mese, caro governo, queste modifiche che abbiamo suggerito e ci erano state promesse non le abbiamo ancora viste. Questa cosa per noi è abbastanza grave e oltretutto il malcontento tra i risparmiatori che si aspettavano appunto queste modifiche e un sito intellegibile, perché per il momento così non è, il malcontento sta salendo. E oltretutto, se pensava il governo di averci reso sterili e silenziosi, in queste ore purtroppo con la vicenda della Popolare di Bari non solo non siamo sterili e silenziosi, ma stiamo aumentando. Sono più di 200.000 le famiglie liquidate e che hanno perso i loro risparmi fino ad oggi, più di 200.000. Se si aggiunge anche la Popolare di Bari, superiamo i 300.000. Caro governo, cosa vogliamo fare? Noi siamo in attesa delle modifiche alla piattaforma perché di promesse ne abbiamo fatte tante, ma ancora di quelli che dovevano ricevere rimborsi, dovevano essere rimborsati e tutelati, non hanno ancora visto il becco di un centesimo. Dopodiché vi volevo leggere per completezza di informazione l'ANSA di questa sera, eccola qua, sulla Popolare di Bari. De Bustis, Conti Taroccati, un dirigente della Popolare di Bari che è stata pubblicata una registrazione di un audio. L'audio dice: quando sono arrivato la prima volta c'era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali, tutti truccati. Questo è parte dell'audio di questo dirigente della banca. D'altra parte, cosa ci aspettiamo? Per portarsi via migliaia di milioni di risparmi, se non truccando i conti e facendo porcherie del genere. Da quello che si legge però da queste intercettazioni sembra che nelle filiali di questa banca, ma poi come è successo anche nelle altre banche in giro per l'Italia, noi risparmiatori lo sappiamo bene, non c'era nulla che andava all'interno dei conti di queste banche, era tutto taroccato perfino a macchinetta del caffè. Ma allora a questo punto ci chiediamo, caro governo, dove siano gli organi di controllo, dove sia la fiducia nelle istituzioni e soprattutto a cosa servano. Questa è una domanda che vi facciamo e a cui vi preghiamo di darci una risposta. Dopodiché vado avanti a leggere la notizia. Prodi, salvare la banca è doveroso. Se è giusto salvare la Popolare di Bari, non è giusto, è doveroso. Caro professore, lei ritiene doveroso salvare la banca. Noi riteniamo obbligatorio tutelare, conservare, preservare e salvare i risparmiatori. Chi sono i risparmiatori? Sono i correntisti, sono gli obbligazionisti e sono gli azionisti, che sono arrivati in queste banche, in questa banca, come nella Veneto Banca, come in Popolare di Vicenza, come in Etruria, con i loro risparmi, e hanno messo dei risparmi all'interno delle banche dove nulla andava bene, neanche la macchinetta del caffè. Così come ha fatto la Germania non più tardi di qualche settimana fa, che ha tutelato tutti, correntisti, obbligazionisti, azionisti, tutti, mettendoci dentro dei soldi buoni e nessuno ha detto A, ok? Questo tanto per cominciare, messaggio numero 1. Messaggio numero 2. Prendiamo l'argomento che è in discussione in queste ore, lo prendiamo in maniera concreta e veloce. Eccolo qua, rinnovo Conte. Con la crisi popolare di Bari non tuteleremo i banchieri. Caro Presidente, qual è lo strumento del governo per non tutelare i banchieri? Le rispondo io, ma lei lo sa bene come lo sa bene il Parlamento. La Commissione parlamentare di indagine sulle banche, che è stata rimandata un'ennesima volta, doveva essere instaurata già ancora nel Conte 1, siamo arrivati al Conte 2 e ancora non c'è l'accordo sul Presidente. Prima Paragone è stato fatto fuori, ora ci sono pressioni perché neanche Lannutti va bene. Caro politica, caro governo, chi pensate di metterci alla presidenza di questa commissione? Sbirulino? Un perfetto sconosciuto che ha bisogno di 5 minuti di gloria? O l'ennesimo Casini di turno che arriva, fa il suo lavoretto e poi secreta tutti i documenti?
perché i risparmiatori da Bari a Ferrara a Vicenza a questo nuovo gioco non ci stanno. A questa nuova presa in giro non ci stanno. Se volete nominare Sbirulino, ve lo nominate. Noi non ci stiamo, non ci prendiamo questa responsabilità, è una responsabilità vostra. Il mondo bancario di questo paese non è così sano come voi volete far credere e ci vuole un presidente serio, capace e stimato, in grado di indagare in maniera decente le indecenze che ci sono state nel mondo bancario. Ok? Spero che il messaggio sia chiaro. Questo è un grido che vi arriva da Vicenza, parte da Vicenza, arriva a Bari, rimbalza a Ferrara, arriva a Udine, con tutti i risparmiatori coinvolti. Per voi risparmiatori che ci state guardando, per chi ci sta guardando, se la pensate come noi e volete darci forza, oltre al numero di telefono, al nome dell'associazione Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, trovate il nostro link nella nostra pagina Facebook. Se volete darci forza, condividete questi video perché è l'unico modo per cui noi possiamo continuare ad esistere. Grazie mille e buona serata a tutti.